Come finanziare le infrastrutture idriche, i trasporti e la mobilità sostenibile? Questo il tema del convegno organizzato da Confservizi Veneto e dall'Ordine degli Ingegneri, tenutosi il 29 marzo a Verona. Una giornata dedicata ad analizzare gli aspetti e le opportunità della ripartizione prevista dal Fondo europeo di 35,53 miliardi di euro destinati al finanziamento degli investimenti e per lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra il 2018 e il 2023. Un argomento fondamentale in questo momento in Veneto come per l'Italia delle possibilità e opportunità di investimenti sulle infrastrutture, trasporti, idrico, ma anche su tutta un'altra serie di partite su cui le associate Confservizi hanno estremamente interesse e cercano di spingere anche il dibattito politico a livello locale e nazionale. Il nodo dei fondi è che poi bisogna anche utilizzarli, perché molto spesso l'Italia si è aggiudicata questi fondi ma ha avuto difficoltà poi nel concretizzarli in opere. Il Veneto rappresenta una delle realtà migliori a livello italiano, Confservizi sarà sicuramente un pungolo all'interno di questo dibattito anche politico per cercare di sbloccare le cose in una direzione più efficiente per le aziende. Le risorse saranno ripartite tra 12 settori di spesa, tra i quali i 3 oggetto dell'incontro: infrastrutture relative alle reti idriche e alle opere di collegamento, fognature e depurazione, trasporti e viabilità, mobilità sostenibile e sicurezza stradale. La necessità di acquisire dei fondi, di fare delle masse critiche per partecipare a gare sempre più importanti e sempre più aperte a player anche europei ci impone di effettuare alcune aggregazioni che sono indispensabili. Il mercato è molto aggressivo, ci saranno a breve delle gare pubbliche per quanto riguarda le reti e quindi servono degli investimenti molto importanti. Una volta introdotto il tema del decreto di cui si andrà a beneficiare, tra i presenti si è discusso nei dettagli della ripartizione delle linee guida per la richiesta dei finanziamenti, dallo studio preliminare all'analisi costi e benefici, sino ad arrivare alle procedure di attivazione del modello finanziario. In Italia ancora i finanziamenti bancari pesano per 2/3 sul sistema del mercato dei finanziamenti. Oggi c'è un problema strutturale, l'unica alternativa è diversificare le fonti di finanziamento per poter concedere a tutti la possibilità di accedere al mercato e poter, come dire, diversificare il rischio del finanziamento stesso. Un'assemblea, occasione anche per presentare l'importante partnership tra Avis Regionale Veneto e Confservizi Veneto, attraverso uno specifico protocollo d'intesa per promuovere la cultura del volontariato e della donazione del sangue. Il sangue è insostituibile nella sanità a beneficio degli ammalati e che oggi purtroppo leggermente scarseggia, perciò cerchiamo partnership con enti, con popolazione che sia disponibile a condividere questi ideali. Li abbiamo trovati in Confservizi.